buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Omicidio Mattarella. Dopo 45 anni la Procura di Palermo è riuscita a individuare 2 assassini dell'allora governatore della regione siciliana, fratello del Presidente della Repubblica, per quel delitto eccellente da tempo condannati all'ergastolo come mandanti i boss della cupola mafiosa. Il supermercato, in un bene confiscato alla mafia, chiude e licenzia i dipendenti. Accade a Castelvetrano. Il bene era stato prima sequestrato e poi confiscato all'imprenditore Giuseppe Grigoli, braccio operativo di Matteo Messina Denaro. Catania, medico aggredito a calci e pugni al policlinico, ha riportato la frattura del setto nasale, colpito anche il collega intervenuto per difenderlo. Trantino è un grave attacco alla convivenza civile. La sanità siciliana è devastata, andrebbe commissariata. Impietoso bilancio del parlamentare di Italia Viva Davide Faraone sullo stato degli ospedali e del pronto soccorso nella nostra regione. Il turismo in Sicilia supera le aspettative. Si registrano incrementi significativi soprattutto nei mesi di bassa stagione. Le presenze crescono del 22,5%. Una marcia per la pace interreligiosa ha percorso il centro di Catania. L'arcivescovo Renna a superare la cultura della guerra per affermare la convivenza fra i popoli e le nostre comunità. Al via gli sconti invernali, occasione propizia per consumatori e commercianti. Nelle città le vie dello shopping prese d'assalto. Obiettivo è trovare il prodotto giusto a un buon prezzo. E poi il calcio, Serie C, il Catania domani di scena a Benevento con la capolista. Toscano chiede la stessa prestazione dell'andata, quando i rossazzurri si sono imposti per 1-0. Dopo il cambio in seno alla proprietà, il Messina riceve il Cerignola. Dunque, ben trovati. Delitto Mattarella, 45 anni dall'agguato mafioso che è costato la vita all'allora presidente della regione siciliana e fratello dell'attuale presidente della Repubblica. C'è una svolta nelle indagini. La Procura di Palermo è riuscita a individuare i 2 esecutori materiali. La cupola di Cosa Nostra era già stata condannata. Emanuela Corsi. Palermo, via Libertà. Un giovane dal viso gentile e gli occhi di ghiaccio, come diranno poi i testimoni, va verso un'auto, una Fiat 132, ed esplode 6 colpi di rivoltella attraverso il finestrino. Poi si avvicina ad una 127 bianca, ferma pochi metri più avanti, riceve da un complice un'altra rivoltella e torna a sparare. È la mattina del 6 gennaio del 1980. Alla guida di quell'auto c'è Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana e fratello dell'attuale presidente della Repubblica. Dopo 45 anni dall'agguato mafioso avvenuto davanti all'abitazione del politico siciliano, ci sono 2 nuovi indagati. Si tratta degli esecutori materiali di quel delitto, mai trovati. A renderlo noto oggi è il quotidiano La Repubblica. Per l'omicidio Mattarella era già stata condannata la cupola di Cosa Nostra che aveva firmato la sua condanna a morte. Tra questi Totò Riina, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca e Francesco Madonia. Al momento la Procura di Palermo, che è tornata ad indagare, non rende noti i nomi dei 2 presunti killer. Alla fine degli anni 90 l'ex mafioso Di Carlo aveva rivelato ai PM che a sparare fu il figlio di Madonia, Nino, coinvolto in altri delitti di mafia. Mattarella venne assassinato a colpi di pistola mentre si trovava in auto con la moglie Irma Chiazzese, rimasta ferita ad una mano, che aiutò gli investigatori a fare un identikit del sicario. Un giovane con l'andatura ballonzolante, un viso gentile con lo sguardo però di ghiaccio. L'uomo che fece fuoco era a volto scoperto. Le indagini inizialmente si concentrarono su Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, 2 fascisti che vennero processati e poi assolti in via definitiva. Nell'inchiesta più volte archiviata, infatti, si è sempre ipotizzata una convergenza di interessi tra mafia ed eversione nera. E anche quest'anno l'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo, paese d'origine della famiglia, commemora Piersanti Mattarella. Lunedì mattina un corteo arriverà al cimitero dove sarà deposta una corona d'alloro sulla tomba del governatore ucciso dalla mafia.
I 15 dipendenti di un supermercato che si trova all'interno di un bene confiscato alla Gricoli Distribuzione a giorni saranno licenziati. Il supermercato si trova nel centro Bellicità di Castelvetrano, un tempo gestito da Giuseppe Gricoli, il re dei supermercati, prestanome e collaboratore di Matteo Messina Denaro. Gricoli fu arrestato nel 2007 dagli investigatori della squadra mobile di Trapani. Dopo l'arresto, il supermercato era stato prima sequestrato e poi confiscato alla Gricoli Distribuzione SRL perché ritenuto frutto di attività mafiosa da parte dell'imprenditore condannato per associazione mafiosa. Dal 2007 a oggi sono 4 le società che si sono succedute nella gestione del supermercato. All'inizio i lavoratori erano 45, poi si sono ridotti a 15. La società attualmente affidataria del supermercato lo scorso 28 novembre ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale a causa della scadenza del contratto di affitto avviato nell'ottobre del 2018 da parte dell'Agenzia dei Beni Confiscati. La società non vuole più rinnovare a causa dei costi del locale. Da mercoledì 8 il supermercato sotto questa attuale gestione quindi chiuderà e per i lavoratori al momento non vi è alcuna garanzia. UGL, CISL e CGL si sono rivolti al prefetto Daniela Lupo per un tavolo di confronto che si terrà l'8 gennaio. Braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 43 anni residente a San Filippo del Mela, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie. Gli agenti del commissariato di Milazzo hanno confermato le continue vessazioni nei confronti della ex moglie dell'indagato, anche in presenza del figlio minore. L'uomo era già stato condannato in precedenza per maltrattamenti in famiglia. Un medico del Policlinico di Catania aggredito a calci e pugni da 3 uomini, uno dei quali si spaccia per collega per ottenere velocemente il ricovero di un bambino. Oltre ai sindacati, solidarietà del sindaco trantino che parla di vile aggressione. Emanuela Corsi. Ancora calci e pugni contro i sanitari. L'ultima violenta aggressione è avvenuta questa volta nel reparto di pediatria del Policlinico di Catania, dove nella tarda mattinata di ieri 3 uomini si sono scagliati contro uno dei medici in servizio. Prima gli hanno sferrato un pugno, una volta a terra hanno continuato a prenderlo a calci. A soccorrerlo un collega, aggredito a sua volta. All'origine dell'episodio ci sarebbe il ricovero di un bambino, accompagnato da un uomo che si è spacciato per medico al fine di ottenere un ricovero più celere. La vittima, quando si è accorta che il finto collega aveva fornito false generalità, si è rivolto a lui, al genitore del piccolo e a una terza persona per avere spiegazioni. A quel punto è scattata l'aggressione da parte di uno dei 3 che con un pugno gli ha fratturato il setto nasale. Gli aggressori sono poi fuggiti a bordo di alcuni ciclomotori guidati da altre persone, 5 o 6, che attendevano fuori dalla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La sanità siciliana è devastata, andrebbe commissariata. Le accuse arrivano dal politico palermitano Davide Faraone che dopo l'ultima aggressione a Catania e vari blitz negli ospedali e pronto soccorso trae un impietoso bilancio. Marco Gullà. Da una donna morta all'Ingrassia di Palermo dopo essere stata 8 giorni in barella alle altre criticità che affliggono la sanità siciliana. Il capogruppo di Italia Viva alla Camera, Davide Faraone, dopo alcuni blitz nei pronto soccorso della nostra isola, denuncia le carenze del sistema sanitario siciliano. Feste natalizie in corsia per il politico palermitano che questa mattina in conferenza stampa ha puntato il dito contro il governo regionale e nazionale. Una sanità che è andata in tilt, distrutta, rasa al suolo. I pronto soccorso sono luoghi che ormai ospitano i pazienti anche per 8 giorni. Ci si muore lì dentro, la sanità pubblica è andata in tilt, anche quella accreditata, e Schifani non fa nulla per migliorare la situazione. Faraone sottolinea il gap che c'è tra la sanità siciliana e quella delle regioni del nord Italia. Ecco perché la gente va a curarsi fuori dalla nostra isola, dice il capogruppo di Italia Viva alla Camera. Nell'immediato bisogna innanzitutto investire risorse economiche. Fino ad oggi noi abbiamo solo registrato tagli e tra l'altro quello che si sta verificando è che le sanità delle regioni del nord che hanno i soldi continuano a sommare risorse delle regioni alle risorse che lo Stato trasferisce. La regione Sicilia, che continua a essere in piano di rientro, continua ad essergli impedito qualunque investimento. Noi siamo in piano di rientro da 18 anni, quindi vuol dire che le nostre casse sono vuote. E infine una parentesi politica su Schifani e chi lo sosterrà alla ricandidatura alla presidenza della regione. Assolutamente sì, più dicono che lo sostengono, più dicono che va confermato, più stanno mentendo e stanno dicendo che pensano il contrario.
E cambiamo argomento, il turismo in Sicilia supera le aspettative, si registrano incrementi significativi soprattutto nei mesi di bassa stagione. Le presenze crescono del 24,5%. Veronica Barbarino. Il 2024 si chiude nel migliore dei modi per il comparto turistico siciliano. La nostra isola si conferma non solo una delle destinazioni preferite in estate, ma tutto l'anno. Con il suo clima mite, il buon cibo, le bellezze storiche e i paesaggi mozzafiato, la Sicilia conferma la sua capacità di attrazione consolidando il suo ruolo come destinazione ideale per un turismo sostenibile, diversificato e culturalmente ricco. Si registrano infatti incrementi significativi soprattutto nei mesi di bassa stagione, dove le presenze straniere crescono del 24,5% rispetto all'anno precedente. Palermo, ad esempio, ha festeggiato il periodo natalizio con il quasi sold out in tutte le strutture e vede l'aumentare delle prenotazioni last minute soprattutto da parte di italiani. Nuovi numeri da record nel 2024 anche per gli aeroporti dell'isola, più di 12 milioni di passeggeri annui a Catania, quasi 9 milioni a Palermo, in aumento anche di portisti e crocieristi con numeri che superano il milione. Un turismo variegato e di qualità, tra gli italiani spiccano tedeschi, austriaci, francesi e da quest'anno più arrivi da Turchia e Inghilterra. Tutti segnali che fanno ben sperare in un roseo nuovo anno. Una marcia per la pace interreligiosa ha percorso il centro di Catania. L'arcivescovo Renna a superare la cultura della guerra per affermare la convivenza fra i popoli e le nostre comunità. Giusy Lazzara. Lasciare tutte queste cattiverie, tutte queste guerre che ci stanno circondando e che si stanno espandendo. Secondo te ha senso parlare della pace adesso con tutte le guerre che ci sono? Sì, senza ombra di dubbio, soprattutto è importante la voce di noi giovani, dire proprio basta e sensibilizzare magari i più grandi che a volte non se ne rendono conto. Questa è la voce dei giovani che hanno marciato insieme per la pace a Catania, un cammino interreligioso che vuole unire in un momento di divisioni e conflitti. Violenza genera violenza e quello che fa paura è che stia entrando nella mentalità del cittadino, nella mentalità del giovane, il mito delle armi, il mito di colui che deve escludere, che deve difendersi da qualcuno. Purtroppo questi conflitti stanno cercando a tutti i costi di dividere il mondo e quello che stiamo assistendo è veramente drammatico. Forte la voce della Chiesa valdese battista. Qualsiasi religione che promuove l'odio e attua la violenza è un tradimento di Dio. Un corteo, quello della pace, che ha sfilato per le vie del centro, fatto di tante voci. Chi sente nel suo cuore la speranza, l'aspirazione alla pace deve più che mai battersi, parlare, convincere, schierarsi. Avere speranza che nel mondo le cose possono cambiare. Che crediamo in un mondo diverso, non quello delle guerre, della violenza. Insieme, oggi, associazioni dalla GESCI a Pax Christi, da sempre impegnate per costruire e diffondere una cultura di pace. Ancora maltrattamenti su animali. A Caltanissetta un cane lotta tra la vita e la morte dopo essere stato aggredito a colpi di falce. A Monreale invece un pastore maremmano finito in una vasca antincendio è stato salvato dai vigili del fuoco. L'animale molto stanco è rimasto in acqua per ore. Tanta gente in giro nelle vie dello shopping delle maggiori città siciliane a caccia dell'affare, ma niente resta all'ingresso dei negozi. Parliamo di saldi, vediamo com'è andata a Catania con Tonino De Mana. Il lungo ponte dell'Epifania si apre all'insegna dei saldi invernali, un'occasione ghiotta per consumatori e commercianti. Questi ultimi confidano negli sconti per cercare di salvare il salvabile in una stagione non certo esaltante dal punto di vista delle vendite. Di buon mattino a Catania le vie dello shopping sono prese d'assalto. L'obiettivo è trovare il prodotto giusto e a buon prezzo. Cosa hai comprato? Dei 2 pantaloni, un maglione e un paio di scarpe. Hai giocato d'anticipo, praticamente di buon mattino ti sei precipitato all'apertura praticamente. Alla fa giornata, quindi. Hai stabilito un budget? Un 100 euro. Sono cose che mi servono. Ho detto bene o male oggi mi spendo quelle 50 euro, così. Acquisto in base a quello che mi serve. Per esempio ora cosa serve?
Attualmente ho acquistato un cappotto. Boccata d'ossigeno per i commercianti e la partenza sembra incoraggiante. Già oggi siamo partiti alla grande, speriamo che continui così. Sì, per fortuna sì, già ci stiamo muovendo e speriamo che possa continuare così. Esercenti che devono fare i conti con la spietata concorrenza dell'e-commerce. Comprare nel piccolo è una cosa che può incentivare molto di più noi lavoratori e anche gli imprenditori che investono tanto su questi settori. Il piccolo è sempre meglio dell'online. Molti consumatori infatti sono certe volte confusi perché ci sono troppi sconti qua e là. Non c'è una scontistica che è equilibrata per quanto riguarda tutti i negozianti, perché c'è chi inizia col 40, c'è chi inizia col 30, addirittura col 50 prima degli sconti ufficiali. Le associazioni dei consumatori invitano a prestare la massima attenzione, quindi occhio al prezzo e alle promozioni cosiddette a sensazione che a volte nascondono sensazionali fregature. Oltraggio alla memoria, vi mostriamo nel quartiere Cibali a Catania lo stato d'abbandono del parco Majorana, intitolato ad uno dei caduti di Nassiria, Tonino De Mana. Il pallone a centrocampo per la foto di rito. L'allora sindaco di Catania, Enzo Bianco, affiancato da tanti bambini e dai familiari di Orazio Majorana, caduto nella strage di Nassiria in Iraq. Sorrisi e speranze di quel 16 gennaio 2016, quando venivano inaugurati il campetto e l'area attrezzata tra le vie Verdura e dei Piccioni nel quartiere Cibali. A distanza di 9 anni, ecco quel che resta di quel parco, circondato dal verde ma incolto, dove gli alberi non riparano dal sole ma rappresentano soltanto un pericolo. Mentre giocavano i bambini, nell'albero è caduto un ramo grosso, è stato pericoloso, meno male che non è successo niente. Indignato il consigliere della quarta municipalità, Giuseppe Ragusa. Qui si offende la memoria di Orazio Majorana. Questo campo era dedicato a lui. E invece è completamente abbandonato dalle amministrazioni che purtroppo lanciano un messaggio negativo, ovvero quanto di poco buono fanno le amministrazioni precedenti, quelli che vengono dopo lasciano in abbandono, dimenticandosi, purtroppo lo devo dire, volontariamente, quello che di poco di buono si era fatto. Di quel campetto è rimasta soltanto una porta. Del campo di bocce sembra un piccolo orto, mentre il resto è ormai un'area di sgambamento per cani. Davvero il modo peggiore per ricordare Orazio Majorana. È uno dei presepi viventi più belli d'Italia. Un borgo contadino siciliano di metà Ottocento fa da sfondo a personaggi che sembrano realizzati da uno scultore sin nei minimi dettagli. È il presepe di Caltabellotta in provincia di Agrigento. Orazio Longo. Tra vicoli e stradine si incontra un pagliaro intento a rammendare una sedia, una nonnina con le mani che corrono veloci, all'uncinetto un pastore che dà forma a un formaggio. A Caltabellotta, in provincia di Agrigento, si è rinnovato il rito del presepe vivente, da più parti considerato uno dei più belli d'Italia e tra i più antichi di Sicilia. Un borgo contadino di metà Ottocento a fare da sfondo a personaggi che sembrano realizzati meticolosamente da un incisore o uno scultore calati in una cartolina di un secolo e mezzo fa. Andando verso la Sacra Famiglia, che è dentro un'antica grotta sicana, è la Sicilia di ieri che rivive in questo anno delle radici, un progetto costruito con le vie dei tesori e che ha inserito Caltabellotta tra i borghi dei tesori. Sa padre, mi chiedo sempre come abbiano fatto a capire che quel momento era così speciale. I pastori, i magi. Beh, forse non lo capirono subito, ma appena videro il bambinello, il loro cuore si aprì alla meraviglia e alla novità. Mischiati ai tanti cittadini che partecipano alla sacra rappresentazione ci sono anche gli attori professionisti della Savatteri Produzioni, la compagnia Romi di Sicilia e la compagnia Iulia, i piccoli affreschi dei sognatori, le novene e i canti della tradizione di Lidia Fortunato e dei Cuntu e Cantu. E a questo percorso teatrale si unisce anche l'Olio Folk Fest con laboratori e degustazioni guidate. Dove vai, Tonto? Che devo scoprire l'America? Entra! Cristoforo Colombo c'è qua! Culassa a vecchia panova! Peggio s'attrova! Presepe nel Presepe anche la Natività di Roberto Vanadia, che nella chiesetta di Maria Santissima del Fervore a Sant'Anna ha creato il piccolo teatro della memoria, rappresentazione scenica delle attività e dei mestieri della Sicilia contadina di fine Ottocento. E adesso una breve pausa, tra poco il calcio.
Bentrovati al TG Sicilia, adesso il calcio. Dopo il passaggio societario per il Messina la soluzione della crisi sembra molto lontana. Domani i giallorossi impegnati in casa contro il Cerignola. Per il Trapani lunedì trasferta a Picerno. Sergio Colosi. L'unica nota rilevante in casa Messina è stata la firma davanti ad un notaio. Per il resto non è cambiato nulla, come se fosse rimasto sciotto, con una crisi sempre più grave. Giocatori che fuggono, l'ultimo è il capitano Manetta, ma presto potrebbero seguirlo Anatriello, Petrungaro, Rizzo e Garofalo. Direttore sportivo da nominare. Sarà Domenico Roma, ma l'operazione non si conclude. L'allenatore Modica più confuso di prima e tifosi lontano dal Francoscoglio, a parte il ritorno annunciato dei club in attesa di certezze societarie lontane dal concretizzarsi. Non va dimenticato infatti che di recente la AAD Invest Group ha accompagnato il fallimento del Dains nella Serie B belga. In città il neopresidente Alaimo prosegue il giro delle presentazioni, ma rinvia ogni decisione all'arrivo dei proprietari. Presupposti poco incoraggianti in vista della sfida di domani pomeriggio al Francoscoglio contro il Cerignola, terza forza del campionato. Il Trapani, ceduti Udò e Marino, punta all'arrivo dell'attaccante Piovanello e del difensore Laezza. Al mercato ci pensa Pavone, mentre Capuano prepara la trasferta di Picerno, che in classifica ha gli stessi punti, 28, dei Granata. Il Catania domani gioca a Benevento contro la capolista, 4 indisponibili fra i rossazzurri. Toscano recupera Guglielmotti, la partita sarà trasmessa in diretta da Telecolor. Marco Carli. Come all'andata, il campionato era agli albori, periodo diverso, ma Toscano per la partita con la capolista vuole lo stesso modo di affrontare la gara di quel Catania-Benevento di inizio settembre, 1-0 il finale per i rossazzurri. Ma è una squadra che ti sollecita tanto dal punto di vista dei movimenti e delle qualità individuali, quindi l'attenzione e la concentrazione deve essere di un livello alto, come abbiamo fatto all'andata, dove abbiamo fatto una partita di grande livello, attenti, intensi, determinati, e abbiamo messo in grossa difficoltà per 60 minuti il Benevento. Toscano per la partita del Vigorito non avrà a disposizione Luperini, Sturaro, Beters e Di Gennaro. Ritorna Guglielmotti fra i disponibili, così come Di Tacchio. La partita arriva in un periodo di mercato, le strategie sono chiare. Abbiamo le idee ben chiare, le priorità sono il portiere, perché Beters ne avrà per tanto tempo, Di Gennaro anche, quindi numericamente per caratteristiche bisogna intervenire per questi reparti. Nel reparto avanzato si potrebbe fare qualcosa nel momento in cui si presenterebbe un'opportunità, tanto per farlo non si fa niente. Benevento-Catania sarà trasmessa in diretta in chiaro su Telecolor, primi collegamenti a partire dalle 14, alla fine come sempre le interviste ai protagonisti. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.